L'invito del governatore Luca Zaia a fondere i comuni di piccola dimensione si scontra con la volontà popolare a uno dei primi tentativi. I cittadini di Ormelle e San Polo di Piave hanno detto no all'unione. A me basta aver dato l'opportunità a queste comunità di poter esprimersi. Non vorrei mai che nei libri di storia ci fosse scritto un giorno che non avevamo avuto l'opportunità. Ci sono altre realtà, penso ai 6 comuni del Polesine, penso a Villorba Povegliano, a Longarone e Castellavazzo, sono tutti altri referendum che andranno esperiti, che si faranno e poi saranno i cittadini a decidere. Sono sempre stato e continua a essere un sostenitore delle fusioni, puntualizza il governatore, perché i vantaggi economici per le amministrazioni che le attuano sono indiscutibili. Dalle fusioni si possono magari portare a casa dei vantaggi che si raccolgono da qui ai prossimi anni. Un esempio per tutti, perché altrimenti parliamo di aria fritta, gli uffici tecnici. Quando un comune è molto piccolo non è in grado di affrontare il tema dell'ufficio tecnico in maniera tonica e spesso chiedono aiuto ad altre realtà. L'economia però non è tutto, concede Zaia, nelle decisioni intervengono anche altri fattori che evidentemente sono ritenuti più importanti dalla volontà popolare. Abbiamo però capito una cosa, che il vero scoglio non è quello dell'amministrazione, dell'avere i vigili in comune, di avere un ufficio anagrafe in comune, ma è quello identitario. Giustamente i cittadini difendono anche l'identità e allora vanno rispettati fino in fondo.